Siamo giunti all'ultimo atto di questa prima giornata delle 2 giorni di Capanori, con questa prima prova per la cronometro, prima cronometro città di Capanori organizzata dal gruppo sportivo Capanori, che vede l'atto finale con questa gara per le allieve che chiuderanno la prima giornata. Vedremo insomma chi andrà a trionfare. Queste sono le prime partenze, abbiamo visto partire le prime atlete, vediamo anche qualche arrivo. Abbiamo visto partire prima Dalia Buzzi, che ha chiuso con 9,4 e 84 da Busto Garolfo, un tempo abbastanza buono per quello che si può, per quello che si può vedere ora che siamo solo all'inizio. Però per ora il miglior tempo è quello di Misia Belotti della Valcar Travel Service con 8,38 e 41. Un gruppo sportivo Capanori. Intanto vediamo le immagini nel dettaglio di Martina Montagnier della Libertas Ceresetto, che andiamo a prendere. Come potete vedere il sole è un po' calato, fortunatamente si è asciugato il manto stradale perché è venuto a piovere. Abbiamo visto dalle immagini della categoria allievi maschile stava piovendo, è tornato il sole a splendere in questa serata, perché purtroppo le atlete che partiranno nel finale saranno alle ore 19:28 l'ultima partenza. Intanto vediamo che subito dietro andiamo anche a dare il tempo di Martina Montagnier, e va a prendersi il miglior tempo con 8,20 e 54. Adesso è invece il momento che stiamo vedendo di Linda Rapporti della Breganze Millennium. Nel dettaglio vediamo anche la pedalata, sicuramente un fisico più da passista, e anche su queste prove può fare bene, soprattutto su un percorso dove bisogna spingere. Vediamo quella che sta andando a chiudere in questo momento è Giulia Franceschini della Calderara, che va a chiudere in questo momento. Dietro di lei dovrebbe esserci Sofia Fioravanti della formazione della ciclistica San Miniato Santa Croce, va a chiudere Sofia Fioravanti con 10 e 12. Per quello che concerne invece la Franceschini, diamo anche il suo di tempo, è andata a chiudere con 9,02, tempi abbastanza alti per quello che concerne invece il miglior tempo, che in questo momento è occupato, come detto, dalla portacolore della Libertas Ceresetto, ovvero Martina Montagnier. Però occhio, perché Linda Rapporti, ci viene detto della Breganza, abbiamo visto prima le immagini, miglior tempo 8,10,61, e non sarà facile batterla, assolutamente non sarà facile. Intanto abbiamo visto prima le immagini di Giulia Zambelli della Valcar, ha chiuso anche lei in 8,51, tempo alto. Questa è la portacolori della Vangi Cycling Ladies Cycling Team, ovvero Sofia delle Fontane, sicuramente una delle atlete di riferimento della formazione dei patron Fabrizio Vangi, che si è già ben messa in mostra in questo, diciamo, prima parte di stagione. Vediamo anche ovviamente per lei un fisico abbastanza buono per quello che le prove. Abbiamo detto di questo percorso molto dove bisogna saper spingere. Dicevamo prima del gruppo sportivo Capanori, un gruppo sportivo Capanori che dopo aver fatto l'apertura esordienti a Lucca, a Monte San Quirico, insieme alla Coppa CEI, quindi la mattina con gli esordienti, quest'anno è riuscito a portare, grazie anche al comune, grazie alla federazione ciclistica italiana, nelle persone del comitato regionale, il comitato provinciale di Lucca e il comitato regionale toscano, è riuscita comunque veramente. Gabriele Matteucci, bisogna dirlo, servono dirigenti giovani, e lui insieme alla sua squadra, che è una squadra comunque sia sempre giovane, sta mettendo in tutte le sue forze per organizzare anche queste giornate. Intanto abbiamo visto, diamo i tempi. Per quello che concerne il miglior tempo in questo momento è di Linda Rapporti della Breganze Millennium, 8,10,61 per lei, davanti alla Montagnier della Libertas Ceresetto, 8,20 e 54. Terza resiste per ora il tempo di Misia Belotti di 8,38 e 41. Per quello che abbiamo visto prima le immagini era la Chantal Kautz, vincitrice a Pasqualando, quindi vedremo che il suo tempo, quella nelle immagini è l'atleta invece della BS Carrera, ovvero di Giulia Ergia Bianchi. È un percorso, come dicevamo, dove è importante saper anche spingere il rapporto in alcuni tratti. Intanto va a chiudere Sofia delle Fontane, tempo alto per lei, 8,46,34. Vediamo il tempo della Kautz. Il tempo della Kautz va a chiudere Chantal Kautz della Cicli Fiorin, 8,28,42. 8 si piazza in terza posizione momentaneamente, dietro alla Rapporti, alla Montagnier. Quella che stiamo vedendo è Maria Acuti della Gioca Bici Oglio Po. Ricordiamo che per loro domani, per le donne, sarà sia campionato regionale per le toscane, sia sarà la tappa per il trofeo rosa, il nuovo trofeo rosa ideato quest'anno con aggiunta di nuove, ideato quest'anno, diciamo ritornato con delle aggiunte alle nuove regioni. Si è aggiunta la Lombardia ad esempio
quest'anno. Maria Acuti l'abbiamo vista, quella che stiamo vedendo invece nel dettaglio è Giulia Limonta della Valcar Travel Service. Momentaneamente sempre miglior tempo per Linda Rapporti, che mantiene il primato davanti alla Montagnier e alla Kautz, che ha chiuso in 8,28, un distacco un po' importante. Poi quarta è Giulia Ergiabianchi, che chiude in quarta posizione alle spalle della Kautz, 8,29, poi la Belotti in quinta posizione, 8,38,41. Vediamo, lasciamo andare ora anche l'altra atleta. Ricordiamo che ci sarà dopo 24 ore, diciamo domani, nella giornata di domenica, le gare su strada, e intanto va a chiudere anche l'atleta della Valcar, altra l'atleta della Limonta, 8,44,69, l'atleta della Valcar Giulia Limonta, quindi alto. E vediamo che quella che nel dettaglio è Elena De Laurentiis della formazione del team di Federico, sicuramente un ritmo totalmente differente. Vediamo che, come abbiamo detto, il sole sta un po' calando, sono anche le 7:30 di sera, quindi le 19:30 su per giù l'orario. Questo percorso che possiamo anche ammirare nel centro della Toscana, della provincia di Lucca, anche ben organizzato tra l'altro e ben studiato questo percorso, dove si va a riproiettare verso la partenza, dove bisogna sicuramente saper spingere. Non c'era neanche una salitella. Intanto vediamo proprio nel dettaglio, occhio perché il tempo è buono, quello di Elena De Laurentiis, grande tempo dell'atleta del team di Federico, chiude con 8,42, ha una grandissima prova dell'atleta del team di Federico, che ha dato pochissimo alla seconda, ovvero alla Linda Rapporti. Pensate, 2 secondi ballano. Quella che state vedendo nel dettaglio è Giada Silo della Breganze Millennium, anche lei vedremo come andrà a chiudere la sua prova, se andrà davanti alla compagna, se riuscirà a battere il tempo della De Laurentiis. Sicuramente un grandissimo tempo, 8,42 è il tempo da battere, vedremo se riuscirà. Siamo ormai veramente, stiamo tornando verso l'arrivo per questa ultima gara della giornata, ultima prova a cronometro di questa 2 giorni di Capannori. Poi ci ritroveremo nelle gare di domenica, quelle su strada, e ci saranno i titoli provinciali per i maschi, i titoli regionali più il trofeo rosa per le categorie femminili, quindi sarà veramente anche da vivere quella giornata. Vediamo il tempo, dovrebbe farcela vincere Elena De Laurentiis, quindi lo diciamo, Elena De Laurentiis del team di Federico vince. Seconda Linda Rapporti, perché è ufficiale anche questo, la Giada Silo è dietro anche alla compagna e finirà terza. E quindi con le immagini del suo arrivo andiamo alle interviste di Rito. Elena De Laurentiis del team di Federico, insomma una grandissima prova per te quest'oggi a cronometro, probabilmente un percorso dove c'era da spingere e che ti ha un po' avvantaggiato e ti è piaciuto anche molto. Sì, è un bel percorso e è andato bene, niente, è la mia seconda cronometro. Siamo con la seconda classificata Linda Rapporti della Breganze Millennium, insomma sei andata vicinissima veramente a questa vittoria, un percorso pianeggiante, come ti sei trovata? Mi sono trovata bene e la curva l'ho presa un po' male, però poi per il resto tutto a posto. Giada Silo della Breganze Millennium, piazzamento importante per te, sicuramente ti darà fiducia e una prova contro il tempo che ti è piaciuta anche. Sì, sono contenta del mio piazzamento, sono anche stupita da questo perché io vado meglio in percorsi con salita e anche se questo era tutto piano è andata abbastanza bene.